rispetto al dato medio nazionale ci attendiamo una situazione, diciamo, che potrebbe anche essere peggiore. Più che una ipotesi, una certezza, il PIL del Veneto nel 2020 avrà un crollo se possibile maggiore di quello medio italiano, a dirlo i vertici regionali di Banca Italia, che però non si sbilanciano su possibili cifre. Di certo si parte dal meno 9,2% stimato per l'intero paese, da lì a scendere. Il perché del tonfo veneto sta nella conformazione dell'economia regionale. Una parte è l'entità proprio dovuta al blocco delle attività in termini di valore aggiunto, che è superiore al dato medio. Abbiamo poi un altro elemento che è l'intensità della crisi per quanto riguarda il mercato del lavoro, che colpisce il Veneto, e poi il peso che in Veneto ha il turismo, e in particolar modo il turismo, come dire, di provenienza straniera. E se queste sono le previsioni, altrettanto amaro è il presente. Cartina di tornasole il dato del credito al consumo. Il credito al consumo è risultato pari ad un quinto di quello che c'era in precedenza, quindi, come dire, c'è stato proprio un tracollo connesso al fatto che non era più possibile ovviamente chiedere credito connesso all'acquisto di autovetture oppure anche al credito personale. Ma se le famiglie sono in difficoltà, le casse pubbliche non se la passano meglio. Per i comuni veneti si stima che la perdita di gettito già determinata tra marzo e maggio, quindi quella certa, ammonterebbe a circa 205 milioni, 84 milioni relativi alle entrate tributarie e 121 relativi all'extratributaria. In attesa che la locomotiva d'Italia dia segni di ripresa, resta la consolazione di una sanità che funziona. Il modello veneto ha fatto la differenza con più posti letto di terapia intensiva, ma anche con l'assistenza domiciliare. Il ricorso all'assistenza domiciliare era pari in Veneto a 1.342 anziani, a ogni 10.000 anziani in Veneto sono curati a domicilio, rispetto alla media nazionale che sono 644, cioè meno della metà nelle RSO.